Oggi abbiamo ospitato qui un percorso formativo per le persone con disturbi neurodegenerativi. Che cosa vuol dire? Vuol dire che oggi una delle patologie più presenti nel territorio, non nelle residenze ma nel territorio, è proprio quella delle persone che hanno decadimenti cognitivi, e come Fondazione Opera Immacolata Concezione siamo veramente attenti a questo bisogno che sta crescendo, e quindi abbiamo organizzato un percorso di 3 seminari annuali. Uno si è svolto l'anno scorso, uno si svolgerà quest'anno a settembre, un altro l'anno prossimo, e da un seminario all'altro, incontrando esperti, parlando ai professionisti, vogliamo condividere ciò che la scienza ci dice, ciò che le buone prassi hanno già messo in atto, e soprattutto anche tutta la componente emotiva di coinvolgimento che il personale mette in campo per prendersi cura delle persone che hanno questi problemi. Ma soprattutto quello che dobbiamo far crescere è la competenza dei professionisti. Come fondazione crediamo da sempre nella formazione, perché questo è l'unico modo perché le persone siano competenti, motivate e sappiano lavorare in equipe.